Benvenuti alla lezione di armonia numero 8. E allora prendiamo il nostro manuale alla quarta sezione armonia e abbiamo il paragrafo armonizzazione delle scale. Allora abbiamo detto che nella musica tonale suonare in una data tonalità vuol dire per la melodia usare le note della scala relativa con la tonalità, cioè se si suona nella tonalità di Do maggiore vuol dire che la melodia avrà tra le note nella maggior parte, la maggior parte delle note saranno quelle prese dalla scala di Do maggiore. E così se il pezzo è in Re maggiore, le note della melodia saranno nella maggior parte quelle della scala di Re maggiore. Ci sono quindi delle eccezioni, che poi vedremo in seguito. Ma che cosa succede poi per gli accordi che accompagnano questa melodia? Anche gli accordi sono costruiti e si ricavano con le note della scala della tonalità del pezzo. Quindi abbiamo visto col paragrafo precedente come si costruiscono questi accordi a tre suoni, le triadi, e a seconda se essi sono maggiori, minori, aumentati o diminuiti, questi accordi possono essere costruiti quindi con delle distanze tra le tre note che li costituiscono, che sono 4 e 3 semitoni, oppure 3 e 4 semitoni per i minori, 4 e 4 per gli aumentati e 3 e 3 per i diminuiti. Comunque l'avete visto già nel paragrafo precedente. Bene, ora adesso qual è il meccanismo, qual è la regola per costruire gli accordi di una certa tonalità? Allora, facciamo il primo esempio che vedete anche scritto sul libro, e cioè quello della scala di Do maggiore. Allora, partiamo da ogni grado della scala e suoniamo le note in maniera alternata, quindi partendo dal Do suoniamo il primo grado, poi il terzo e il quinto che sono Do, Mi, Sol. Siccome le note sono tutte naturali, allora anche nel costruire gli accordi useremo soltanto le note naturali. Quindi Do, Mi, Sol, come abbiamo detto anche nella lezione precedente, il primo accordo sarà sicuramente uguale alla tonalità, del modo uguale alla tonalità, cioè se la tonalità è Do maggiore, anche l'accordo che verrà fuori sarà costruito da 4 semitoni e 3 semitoni e sarà un accordo maggiore. Andiamo adesso nel dettaglio e vi illustro la costruzione del resto degli accordi. E allora partiamo dal primo grado, il Do, quindi useremo il primo, il terzo e il quinto grado. Questi sono primo, terzo e quinto grado della scala di Do maggiore e come vediamo le distanze sono di 4 semitoni tra la prima e la seconda nota, il Do e il Mi, e di 3 semitoni tra il Mi e il Sol. Quindi questo è Do maggiore. Passiamo al secondo grado, quindi il Re lo suono, il Mi lo salto, il Fa lo suono, il Sol lo salto e il La lo suono. Quindi calcolando le distanze di questo accordo io vedo che tra il Re e il Fa sono 1, 2 e 3 semitoni e tra il Fa e il La 1, 2, 3 e 4 sono 4 semitoni, quindi questo è un accordo minore, Re minore. Poi mi sposto al terzo grado, quindi suonerò Mi, Sol, Si, quindi devo sempre alternare i gradi e suonare quelle note. Quindi anche questo è Mi minore perché dal Mi al Sol sono 3 semitoni, 1, 2 e 3, e dal Sol al Si 1, 2, 3 e 4 sono 4, quindi abbiamo Mi minore. Poi mi sposto al quarto grado, quindi le note saranno Fa, La, Do, e contando anche questo è un accordo maggiore, quindi Fa maggiore, poi Sol, Si, Re ancora maggiore, La, Do, Mi, stavolta in minore, 3 e 4, e per finire sul settimo grado Si, Re, Fa, questo è un accordo diminuito, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, quindi settimo grado diminuito. E allora osserviamo anche lo schema sul libro, abbiamo il pentagramma, abbiamo i 7 accordi costruiti con le note della scala di Do, quindi devono essere le note della scala. Vedremo infatti con un altro esempio cosa succede con un'altra scala. Allora abbiamo primo grado maggiore, secondo grado minore, terzo grado minore, quarto grado maggiore, quinto grado maggiore, sesto grado minore, settimo grado diminuito. In effetti, come per tutte le scale maggiori,
c'è la distanza di semitono tra terzo e quarto grado e tra settimo e ottavo grado e tra tutti gli altri gradi il tono, quindi cosa che vale per tutte le scale maggiori, anche questa successione di accordi maggiori, minori e diminuito deve essere riscontrata nelle altre scale, cioè sarà uguale anche per le altre tonalità maggiori. Quindi, facendo un riepilogo, abbiamo la triade maggiore sul primo, quarto e quinto grado, una triade minore sul secondo, terzo e sesto grado e una triade diminuita sul settimo grado. Facciamo adesso un esempio su un'altra tonalità che chiaramente adesso ha sicuramente qualche tasto nero, qualche nota alterata. Nel costruire gli accordi di un'altra tonalità, voi dovete assolutamente tenere presente quali sono le note che costituiscono quella scala, perché anche nel fare la triade, se la nota che capita da suonare è alterata nella scala, voi dovete alterarla anche nell'accordo. Così vi trovate con la successione delle triadi maggiore, minore, minore, maggiore, maggiore, minore diminuito. Se così non fosse, allora vuol dire che vi è sfuggita qualche nota da alterare, quindi che la scala aveva come armatura di chiave, cioè che aveva l'alterazione in chiave. Allora, facciamo un altro esempio. Facciamo l'esempio della scala di Re maggiore. Costruitevi la scala di Re maggiore se non l'avete già fatto. Le note alterate sono Fa e Do diesis. Quindi nella scala di Re maggiore abbiamo sia il Fa che il Do diesis. E quindi queste due note devono essere alterate anche quando si incontrano nel fare la successione delle triadi. Quindi partite dal Re, poi primo grado, secondo grado e così via. Facciamo questo esempio che vi mostro. E allora, costruendo la scala di Re maggiore, possiamo notare che il Fa e il Do sono diesis, perché primo grado, primo secondo tono, quindi Mi, secondo terzo tono, quindi Fa diesis, terzo quarto semitono Sol, quarto quinto tono, La, quinto sesto tono, Si, sesto settimo tono, quindi Do diesis, settimo ottavo semitono. Quindi la scala ha il Fa e il Do diesis. Allora, partiamo dal primo grado. Io devo suonare le note alternandole, quindi abbiamo Re, Fa e La per costruire l'accordo sul primo grado. Però attenzione perché Fa è diesis e allora lo devo suonare anche nell'accordo. Quindi io devo suonare Re, Fa diesis e La. E questo è un accordo maggiore, quindi mi trovo 4 e 3. Il primo grado deve avere un accordo maggiore. Passiamo al secondo. Le note sono Mi, Sol e Si. Non ci sono né il Fa né il Do, quindi non devo preoccuparmi di alterare nessun tasto, nessuna nota. E quindi sono proprio queste le tre note da suonare per avere l'accordo sul secondo grado. Vado a considerare le distanze e questo è Mi minore, quindi secondo grado minore perfetto. Andiamo al terzo grado, Fa, La, Do. Stavolta attenzione, abbiamo il Fa da alterare, diesis, ma anche il Do. E quindi anche il Do devo suonarlo questo qua col tasto nero. Quindi posso adesso avere le tre note che sono Fa diesis, La e Do, e questa anche una triade minore, perché sono 3 e 4 le distanze in semitoni tra queste note. Quindi terzo grado minore e mi trovo, vado a confrontare con il libro e vedo che mi trovo col minore. Allora, quarto grado, Sol, Si, Re, non ci sono né il Fa né il Do da alterare, quindi io posso schiacciare direttamente queste tre note. Questo è un accordo a me familiare, l'ho già visto prima, come quello del Mi minore, e quindi abbiamo Sol maggiore, quarto grado, e mi trovo, quindi il Sol maggiore è presente sia nella tonalità di Do maggiore come quinto grado, ma anche nella tonalità di Re maggiore come quarto, così come il Mi minore era terzo nella tonalità di Do maggiore e mi trovo anche secondo in quella di Re maggiore. Passiamo al quinto grado, le note sono La, Do e Mi. Attenzione, c'è il Do, quindi il Do devo suonare il tasto nero, quindi sono queste tre note, La, Do diesis e Mi, e questo è La maggiore, 4 e 3, quinto grado maggiore, vado a controllare, sì, mi trovo, tutto a posto. Vediamo, Si, Re, Fa, schiacciamo queste tre note e questo è il sesto grado, vado a controllare, sono 3 e 3, ma questo è un accordo diminuito, io sto al sesto grado, non mi trovo perché guardando il libro al sesto grado non c'è un accordo diminuito,
E come mai? Allora, ah, ecco, mi era sfuggito il Fa diesis, perché il Fa deve essere diesis. Allora ecco che al sesto grado c'è un accordo Si, Re, Fa diesis, 3 e 4 semitoni, questa è una triade minore, e mi trovo, adesso che ho controllato, sì, avevo fatto l'errore di non suonare il Fa diesis, quindi sesto grado Si minore, tutto a posto. Poi per esempio Do, Mi, Sol, settimo grado, se io non suonassi il Do diesis, come ho fatto prima per farvi vedere l'esempio di uno sbaglio, avrei un Do maggiore sul settimo grado, non mi trovo un accordo maggiore ma diminuito. Avrò fatto qualche altro errore, infatti il Do diesis, quindi mi devo ricordare di alterare il Do diesis, in questo caso ho Do, diesis, Mi e Sol e quindi questa mi trovo al settimo grado, è una triade diminuita. Bene, quindi fatto l'esempio sulla tonalità di Re maggiore, ho confrontato che le triadi risultassero nello stesso ordine, quindi maggiore, minore, minore, maggiore, maggiore, minore e diminuita, e quelli sono gli accordi che io posso incontrare suonando una melodia e accompagnandola, quindi accompagnando una melodia nella tonalità di Re maggiore. Allora fate quindi l'esercizio numero 13 in cui vi si chiede di scrivere le sigle, solo quindi le sigle, le lettere, non tutto l'accordo sul pentagramma perché non c'è come vedete, però c'è l'ordine dei gradi, quindi scrivete le sigle delle scale maggiori Sol maggiore, Mi maggiore e Fa maggiore, quindi Sol, Mi e Fa maggiore. Confrontate poi il risultato, costruitevi prima la scala facendo attenzione bene alle alterazioni e ricordandovi queste alterazioni, e poi potete passare con facilità anche alla scala minore melodica e alla scala minore armonica. In effetti sono le tre scale che conviene armonizzare per conoscere le triadi delle varie tonalità. Diciamo che sulla maggiore noi abbiamo quella successione, invece sulla scala minore melodica e armonica la successione cambia perché sappiamo che le scale sono differenti. Armonizzare quella minore naturale non ha senso perché sarebbero gli stessi accordi della scala di Do maggiore, quindi armonizzate la minore melodica e la minore armonica e vi trovate una triade che finora adesso non avevamo incontrato nella scala maggiore, cioè la triade aumentata. Vedrete voi su quale grado, quindi esercizio numero 14, suonare e scrivere le sigle delle armonizzazioni delle scale minori melodiche La, Si e Fa diesis, quindi La minore melodica, Si minore melodica e Fa diesis minore melodica. Il procedimento è lo stesso, quindi scrivetevi l'ordine delle scale, vedete quali sono le alterazioni e le suonate tenendone conto. Stessa cosa per la minore armonica, l'unica cosa che posso farvi notare è come alcuni gradi cambiano il modo dell'accordo, cambiano la triade, ma sul quinto grado abbiamo comunque sempre una triade maggiore, perché il quinto grado dominante l'abbiamo visto con i gradi della scala, quindi è il grado e l'accordo che riporta, quasi sempre riporta al primo grado, sia esso minore che maggiore. Quindi esercizio numero 15, suonare e scrivere le armonizzazioni delle scale minori armoniche Re, Mi e Do diesis, quindi Re minore armonica, Mi minore armonica e Do diesis minore armonica. Naturalmente potrete poi consultare le soluzioni alla fine del libro per insomma avere una certezza. In ogni caso sono qua a disposizione via email per poter darvi ulteriori chiarimenti, ulteriori informazioni. L'indirizzo lo vedrete alla fine sui titoli di coda, diciamo così, della sigletta che ho preparato. Vi ricordo anche che il libro è disponibile sul sito della Solitus Edizioni, ma potete anche richiederlo direttamente a me. Io spero che con questo argomento abbiamo davvero dato analizzato un elemento fondamentale per l'armonia, per capire lo stretto rapporto che c'è tra gli accordi e una melodia, quindi che deve essere accompagnata. Non mi resta altro che augurarvi un buono studio e buona musica e vi aspetto alla prossima. Ciao!